io sostanzialmente porto il saluto della lista d'altre Emilia-Romagna e poi porto un po' di esperienze che non necessariamente sono legate a quel contesto, che esemplificano in parte in quel contesto ciò che è la dimensione della privatizzazione della sanità in Italia, in quel contesto generale comunque Giuliana ha stupendamente illustrato nell'intervento che ha appena concluso. Prima di andare avanti però permettetemi di fare l'augurio che anche voi riusciate in Veneto a portare almeno un consigliere regionale in questo regionale. Io mi sono detto insoddisfatto perché ho lavorato uno solo, in realtà quando si hanno delle mezze vittorie bisogna anche fare delle autocritiche, ma non voglio chiudere questo capitolo. Voglio solo testimoniarvi che avendo almeno un consigliere regionale è più facile costruire il futuro dell'alternativa che è questa democratica, perché abbiamo necessità assoluta di collegare l'arena istituzionale con l'arena sociale nella battaglia per contrastare gli influssi neoliberisti che sono stati perfettamente descritti per quanto riguarda la sanità, ma come sapete investono ogni ambito e anche attacco in qualche modo alle dimensioni istituzionali e politiche della democrazia. Detto questo, tra un po' passo alla postazione vicino al computer, così vi proietto 2 o 3 cose molto brutte da vedere, ma che spero vi aiutino a seguire un po' dei miei ragionamenti. Voglio subito segnalarvi che il fatto che in Italia si vada privatizzando la sanità e le modalità sono molteplici, una l'ho appena presa in questo secondo dell'introduzione del nostro coordinatore che fa riferimento alla privatizzazione addirittura di personale sanitario addetto all'attività chirurgica, roba totalmente incredibile. Una volta, 20 anni fa, perché in realtà 20-25 anni fa il processo di privatizzazione ha radici lontane, si diceva che fosse possibile privatizzare, acquisire competenze del personale tramite appalti non core, cioè non erogante prestazioni sanitarie, ma dei servizi di supporto. Su questa base sono fatti un sacco di appalti dei servizi non sanitari di supporto, le pulizie, le mense, eccetera. Anche quello fu l'inizio della privatizzazione, che era giustificato con il fatto che il pubblico era inefficiente e il privato invece assicurava maggiore efficienza. Il clima era particolare, non dobbiamo negare, perché a me piace essere franco e fare anche autocritiche, che nel settore dei servizi pubblici qualche atteggiamento non rigoroso sul piano dell'etica del lavoro c'era. Il problema è che non potevi dargli quella risposta, cioè la risposta della privatizzazione, avresti dovuto dargli un altro tipo di risposta. E sempre per fare le autocritiche, qui qualche ruolo anche delle organizzazioni sindacali dobbiamo andare a ripensarlo e a ristudiarlo, sempre in funzione ovviamente non di cercare un cavolo spettoso, ma di trovare modalità più efficaci per difendere l'interesse pubblico, che è quello che ci interessa. In Emilia Romagna io sono assunto un po' immeritatamente, perché poi all'onore della cronaca in questo ambito, perché a un certo punto mi è passato sotto il naso un articolo nel quale si riferiva di un accordo tra la USL di Modena, che ha un bacino d'utenza di 700.000 abitanti e un grosso ospedale, e una lega che si chiamava Lega Coop, un accordo in base al quale la USL metteva a disposizione dei soci della Coop
le attività in libera professione dei suoi professionisti, in funzione di ridurre, immaginate che cosa, le liste d'attesa e ovviamente a costi contenuti, perché si tratta in questo momento di creare il mercato. Allora scrissi un articolo su questo tema, naturalmente altri non avevano scritto a questi livelli di sofisticazione. In Italia non c'era più nessuno, dico, faccio qui, mi riferisco ovviamente alla Lega Coop, e quindi alcuni hanno pensato di vedere i miei effetti, certamente sono molto attento, sono durissimamente contrario alla privatizzazione, ma ecco, non sono un economista sanitario in grado di, con degli studi alle spalle, che documentino le varie forme con le quali è possibile andare a fare privatizzazione. Il presupposto con il quale purtroppo anche gli amministratori del PD, in continuità con esperienze fatte da amministratori dei partiti che hanno preceduto il PD, il presupposto proposto in termini demagogici, l'ho già citato, è il fatto che le attività private sono più efficienti delle attività pubbliche e che il pubblico dovrebbe limitarsi a definire standard qualitativi e quantitativi e poi aprire, diciamo, all'erogatore privato le sue strutture, o meglio, acquisire, erogare il servizio tramite l'erogatore privato. Questa è la dimensione, diciamo, demagogica o irresponsabile, aggettiviamola come vogliamo, ma la sostanza è pericolosissima, perché apre a una vera espropriazione del controllo pubblico l'erogazione dei servizi per la salute e capisce anche un bambino, inserisce nei meccanismi economici una terza figura che comunque deve essere remunerata, cioè l'investitore privato comincia a essere la terza figura che reclama un suo posto non secondario in mezzo ai costi di erogazione e quindi di pagamento, nella efficacissima descrizione della mercificazione del rapporto strutture sanitarie e pazienti, che è stata appena richiamata da Giuliana Bertrand. Quindi ho denunciato questa cosa, ovviamente la Lega Coop si è capitata, ma vi segnalo che la Lega Coop è anche azionista non secondaria, sto per dire di maggioranza, ma comunque se non è di maggioranza di grandissimo peso, di Unipol. Ed Unipol ha lanciato sul territorio nazionale una campagna promozionale di polizze per la tutela della salute. Si è cominciato con le cure odontoiatriche, adesso ormai si espande dappertutto, per cui, diciamo, con lo spirito bestiale del capitalismo, quando sente odore di soldi, nel nostro caso, come ha descritto bene Giuliana prima, la grande torta, troverà mille sistemi. Uno l'abbiamo sentito qua, storicamente c'era la privatizzazione delle mense, la privatizzazione dei servizi di polizia, addirittura la privatizzazione dell'acquisto di strumentazione sanitaria. I produttori fanno operazioni di leasing, c'è tutto l'enorme tema del leasing che viene utilizzato sia nel settore delle grandi apparecchiature che nel settore dell'edilizia sanitaria. Normalmente questi accordi comportano che il privato, come è successo per esempio per l'ospedale di Modena, si chiede in contropartita una sorta di global service 30-40ennale per i servizi non sanitari, per i servizi di supporto, il che significa che per 30-40 anni
sei legato a una politica dei prezzi che è decisa dall'investitore, il quale ovviamente decide quello che vuole e soprattutto sia in termini di costi che di qualità. Non vi sto a dire che questo sistema di leasing è poi usato anche per privatizzare altri ambiti della struttura pubblica e che a cominciare dal settore dei servizi, tutto il tema dei multiservizi sui quali penso che anche voi facciate le vostre importanti battaglie. Ecco, quindi io rispetto al tema della privatizzazione in qualche modo mi fermo qua, segnalo che il presupposto è economico è il definanziamento del servizio sanitario nazionale. Questo definanziamento che Maurizio Nazari stamattina nel volantino ha riportato in maniera efficace 35 miliardi negli ultimi 7-8 anni, se non vado errato, che è possibile leggere anche sulle pubblicazioni ufficiali della spesa corrente in debito, che nel 2013 è intorno agli 8 miliardi e mezzo ed è comunque inferiore alla spesa del 2009, quindi dal 2009 al 2013 quantomeno, poi si vedrà il 14, staranno facendo i conti adesso, il Veneto si è speso di meno rispetto agli anni precedenti e quindi normalmente rispetto alle esigenze e agli impatti tecnologici nuovi. E quindi una delle battaglie centrali che dobbiamo fare, ciascuno nella propria regione, insieme a livello nazionale, se mi consentite, io ritengo insieme in Europa, insieme a livello nazionale ed anche a livello regionale. Questo è un tema che a me tocca molto, perché normalmente i governanti regionali e anche i governanti comunali, quando il tema diventa caldo, si propongono come semplici amministratori delegati, no? Come se la funzione di presidente di una regione o la maggioranza di una regione fosse l'equivalente della funzione di amministratore delegato di scelte strategiche fatte da altri, e si dimenticano del ruolo politico centrale che invece hanno sia le regioni che i comuni nel rappresentare le istanze dei cittadini. E quindi e anche si dimenticano delle responsabilità che i partiti politici che li sponsorizzano da Roma hanno nell'aver determinato il taglio violento deciso della spesa sanitaria. Mi riferisco ovviamente a Zaia e a Moretti e a Tosi, i quali con accenti demagogici diversi, chi non capendo assolutamente nulla e avendo un'ideologia francamente di destra e neanche populista, cioè la Moretti, chi avendo una maggiore consapevolezza, una qualche eleganza in più, una qualche esperienza in più, lo Zaia e il Tosi, comunque tutti portano questa grande responsabilità che ritengo debba essere a loro rifacciata con la massima durezza. Le loro parole non hanno assolutamente giustificazione, perché se hanno concorso in passato e concorrono a descrivere un programma futuro di rapina, diciamo così, di definanziamento del servizio sanitario pubblico. Fatta questa cosa, quando devo finire da qui in poi, perché sì, io parto non so più, l'altro aspetto che però mi interessa segnalare è che è un rischio della sinistra radicale ed è giocato in maniera demagogica dalla ex diciamo, sinistra, è il tema della struttura, dell'innovazione, della finalità di funzionamento del servizio sanitario pubblico. Cioè noi non possiamo fare campagne contro il definanziamento senza fare campagne per la riorganizzazione del servizio sanitario pubblico. Sono due battaglie che vanno di pari passo, perché nel primo caso noi finanzieremo sacche corporative, di servizi gravi, eccetera. Tenete conto che siamo in piena
terza rivoluzione industriale, qualcuno sostiene che siamo alla vigilia di una quarta rivoluzione industriale che sarebbe quella dei micromateriali, ma diciamo, a parte queste immagini importanti, già oggi leggendo il quotidiano Sanità, perché Maurizio sfoglia tutti i giorni come me, e guardando la perplessità si coglie come per esempio nel settore dei farmaci ormai siamo arrivati a avere farmaci di altissimo costo ma anche di altissimo rendimento, e contrariamente a quanto veniva sino a pochi anni fa, nei quali anni comunque in qualche modo si riusciva ad assicurare a tutti le terapie necessarie, qualcuno vi accedeva meglio, qualcuno aveva più difficoltà. Oggi 2 minuti, perfetto, scusate, grazie. Oggi in Italia si arriva a contingentare l'accesso a farmaci importanti che appunto sono decisivi per la guarigione. Si arriva a contingentare questo, cioè siamo arrivati a un livello totalmente incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione, con i diritti umani, siamo su questa strada. E questa è un'altra battaglia che va fatta con grande forza anche in questa fase, così come va fatta la battaglia, lo dico in estrema sintesi perché sono rimasti solo 2 minuti, su questioni che tutti gli altri propongono in maniera separata una dall'altra. Io adesso per ragioni di tempo ve le devo dire per slogan, poi eventualmente si interpreterà, ma diciamo è del tutto evidente che noi dobbiamo andare a una revisione, riduzione e potenziamento dei servizi ospedalieri e portare lì le alte specializzazioni. È un problema che serve a far sì che tutti i cittadini possano accedere a queste innovazioni tecnologiche, perché viceversa col mondo descritto sempre da Giuliana, qualcuno avrà i soldi per andare a prenderseli negli Stati Uniti e qualcun altro non li avrà. Siamo già in questa dimensione. L'altra cosa che la Moretti ha proposto nel suo programma, ma in un contesto, ribadisco, completamente di destra, non sa neanche quello che dice, ma purtroppo questo singolo settore probabilmente vi è questo obiettivo singolo, di positivo, è le famose oltre 300 raggruppamenti di medicina di base, cioè l'esigenza che si vada a una innovazione profonda delle cure primarie, che si vada a portare sul territorio non tanto e non solo la sofisticazione, la relazione stretta medico-paziente che deve essere portata, ma anche quell'insieme di sofisticati momenti terapeutici, riabilitativi e diagnostici che oggi la medicina contemporanea deospedalizza. È inutile che vi faccia, che vi citi Liette e cose di questo tipo, tra l'altro nel Veneto avete professionisti di altissimo livello. L'altro elemento, cavallo forte di Maurizio, su cui siamo totalmente d'accordo, ma che è stato oggi per esempio riproposto, se non erro, da Tosi, è il tendenziale superamento, il tendenziale azzeramento dei ticket. Questa misura costerebbe circa 200 milioni di euro secondo le loro parole, e questa è una visione mercatista. Io però vi segnalo che tutti coloro i quali contribuiscono con il loro contributo fiscale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni le hanno già tra virgolette pagate, cioè hanno messo lì dei soldi perché quando è necessario abbiano bisogno delle prestazioni. Ovviamente la battaglia perché siano quelle giuste va fatta. L'altra cosa, sto per finire, non vi preoccupate, è il tema più sanità nella politica e più politica nella sanità. Mi riferisco prevalentemente al tema della tutela dell'ambiente, perché la medicina preventiva, cioè la prevenzione delle malattie, in gran parte, non in tutta parte, ma in parte prevalente, dipende dal recupero della nostra compatibilità ambientale. Quindi dipende dalla qualità delle politiche ambientaliste, quindi dipende dalle battaglie che facciamo contro il blocco Italia,
dipende da tutte quelle battaglie che il mondo della salute suggerisce e il mondo non della salute deve attuare. Ultimo tema, tutte queste iniziative evidentemente costano e dobbiamo però uscire dalla paralizzante concezione che hanno messo la nostra età in testa con 20 anni di trasferimenti pubblicitari, cioè il tema non ci sono soldi, bisogna decidere. Allora, i soldi ci sono, non ci sono in sanità, ma ci sono nelle rendite finanziarie e nelle rendite patrimoniali. Si tratta ciascuno di fare la sua parte, di andare a cercare i soldi per la tutela della salute, che è un diritto costituzionale ed una risorsa della società. Scusate la lunghezza. Bene.